Ben ritrovati, l'argomento di questa puntata di Chiesa e Città è prenderci cura della formazione, poi spieghiamo meglio di che cosa si tratta. Accanto a Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, c'è Don Alessandro Cucuzza, responsabile del Polo Facoltà a Distanza, per quanto riguarda Trieste, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, intitolato ai Santi Ermacora e Fortunato. Grazie Don Alessandro per essere tornato nei nostri studi. Poi sono con noi Giasmina e Simona Saraullo, che sono insegnanti di religione cattolica e che hanno appunto frequentato il Polo, che hanno frequentato l'istituto e che ci racconteranno anche che cosa le ha spinte a prendere questa decisione e anche le prime esperienze di insegnanti di religione. Allora, ci occupiamo anche in questa puntata, no, Monsignor Trevisi, di un aspetto molto particolare dell'attività della Chiesa, no? Cioè prenderci cura di chi poi dopo andrà, diciamo così, a spiegare, a raccontare la Chiesa, la fede, la religione. Sì, con una battuta possiamo dire prenderci cura dei formatori che poi faranno formazione. È una sigla molto ampia, ci mancherebbe, però attraverso vari percorsi, che è quello della teologia per tutti, per cui proprio in questa sede del seminario c'è anche la teologia per tutti che si fa il venerdì, ogni venerdì, percorso ciclico. C'è anche l'Istituto di Scienze Religiose, di cui Don Alessandro ci spiegherà un pochino meglio, però l'idea è quella di una formazione perché dentro un mondo anche così complesso non si tratta di essere approssimativi, ma anche di per riprendere un testo molto famoso della prima lettera di Pietro, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Dunque la capacità anche di argomentare, di spiegare, di entrare dentro le varie tematiche della vita, ma anche con tutto quel bagaglio di riflessione che è quello che proviene dal pensiero, dalla tradizione, dalla teologia, dalla Sacra Scrittura, che è stato elaborato nel corso dei secoli. Che cos'è allora, Don Alessandro, l'istituto? Noi abbiamo parlato molto spesso negli anni scorsi, quando, diciamo, mi corregga se sbaglio, quando l'istituto stesso si è un po' a sua volta presentato, no? Sì, l'occasione proprio di questa puntata penso che sia anche per dare una presentazione più ampia di questa possibilità. Don Enrico diceva la formazione è proprio al cuore delle chiese del Triveneto, c'è una facoltà teologica che è pensata a rete, così che ogni diocesi possa avere lo spazio di poter avere luoghi per formare i futuri insegnanti di religione, ma anche tutte quelle persone che hanno voglia e desiderio di approfondire la propria fede. Le diocesi di Trieste, Gorizia e Udine lo fanno assieme, quindi c'è un corpo docenti professionalizzato che funziona da tanti anni, con cui si collabora con grande anche rispetto e desiderio di crescere, e Trieste ha una possibilità in più. Essendo la sede a Udine, chi vuole iscriversi alla facoltà, all'istituto a Udine, può farlo anche frequentando a Trieste. Questa è un'opportunità straordinaria. Le lezioni sono spesso online a distanza, a volte anche i professori le fanno direttamente a Trieste. Quindi un'opportunità da difendere, perciò il mio invito è questo: iscrivetevi in modo che da dare anche un respiro più ampio a questo spazio che esiste a Trieste. I cicli sono, diciamo così, paragonabili a quelli scolastico-universitari? C'è una parificazione con il percorso universitario, ci sono due possibilità, adesso sembra complesso ma non lo è, c'è un baccalaureato, una laurea in scienze religiose e poi la possibilità attraverso la facoltà di teologia anche di ottenere un baccalaureato, una licenza, un baccalaureato in teologia. Sono percorsi l'uno più specifico per la teologia e l'altro un po' più ampio, ma parificati pienamente a quelli che sono i percorsi delle università statali, quindi danno lo stesso titolo, la stessa competenza, la stessa possibilità di entrare nel mondo del lavoro con una buona formazione. Allora, partiamo da chi ho più vicino, eventualmente, che è Simona, se non mi sbaglio. Posso dare del tu, l'età la mia età e la tua lo consente. Certo. Come hai scoperto, diciamo, come hai saputo
della facoltà? Come hai deciso di frequentarla, eccetera? Allora, innanzitutto sicuramente è stato Don Alessandro, che è il prete dove io appunto conosco e mi ha, in questi anni che io mi sono trasferita a Trieste, è stato molto di aiuto. Ho conosciuto la facoltà attraverso sia un mio parente che in passato appunto ha frequentato, e tramite anche Alessandro. In passato io purtroppo non ho potuto fare l'università, e sapere di questa opportunità che mi permettesse appunto di continuare gli studi ovviamente mi ha molto spronato. Premetto che in passato io ho fatto tanti anni di Azione Cattolica, e quando sono arrivata qui a Trieste, grazie a Don Alessandro, ho avuto anche l'opportunità di fare un piccolo percorso di catechismo. L'occasione attraverso appunto l'Istituto di Scienze Superiori di poter entrare subito in approccio con dei ragazzi, bambini, ragazzi, è un qualcosa che non tutti ad oggi ti danno, è molto faticoso, e avere questa possibilità per me è sempre stato un sogno. Stessa domanda per Giasmine? Allora, io ho scelto di intraprendere questo percorso sempre grazie a questa persona, questo diciamo parente in comune, che non ha fatto però lo stesso percorso a Trieste ma in un'altra regione. E poi ne ho parlato con Don Alessandro, ho chiesto delle informazioni, da lì ho approfondito prima di fare questa scelta, perché chiaramente lavoravo, avevo un lavoro tra l'altro a tempo indeterminato, e ho deciso di lasciarlo perché sapevo che comunque questo percorso mi avrebbe occupato del tempo, ma cioè, contemporaneamente mi ha dato la possibilità di lavorare, perché nel momento in cui mi sono iscritta, dopo circa 2 mesi, mi hanno chiamata, mi hanno convocata per un incarico alla scuola dell'infanzia. Attualmente lavoro in 5 scuole dell'infanzia, è un'esperienza bellissima, ma lui è altrettanto venire ogni pomeriggio, dal lunedì al giovedì, a seguire le lezioni, perché questa è una cosa che penso bisogna dire: c'è l'obbligo di frequenza con la possibilità di seguire una parte delle lezioni anche da casa. Un altro aspetto secondo me importante è che venire qui a seguire le lezioni permette di confrontarsi con colleghi che a sua volta hanno esperienza di insegnamento. Quindi io consiglio di iscrivervi, perché è un'esperienza bellissima sia a livello proprio umano, a me sta dando tantissimo, mi sta aprendo tante aspettative, e a livello lavorativo mi ha concesso di realizzare quello che ho sempre voluto fare, cioè insegnare. Su questo, no, Monsignor Trevisi, forse noi poco riflettiamo, perché spesso, sempre per dire la verità, quando non si conoscono bene le cose si danno determinate cose per scontate, si ragiona su quello che si immagina. Qui si parla non soltanto di appunto persone giovani che intraprendono un percorso che li porterà a formare altre persone, ma si parla anche, seppure in maniera più sfumata rispetto al consueto, si parla anche di lavoro. Certo, Anzi c'è bisogno, perché avevo sentito che questi percorsi poi mettono, forse anche fin troppo, fin dall'inizio nel mondo del lavoro, perché serve evidentemente anche lo spazio per un'adeguata formazione. Però sì, anzi lo scenario è quello che ci sono anche degli insegnanti di religione, della religione cattolica, che nei prossimi anni andranno in futuro in pensione, e pertanto che si apriranno ulteriori spazi lavorativi. Mi piace anche sottolineare che è
una professione nella quale uomini e donne formati con una competenza dentro anche quelle materie, diciamo così, che sono quelle della teologia, che sono quelle della pedagogia, che sono quelle dell'insegnamento, per cui dentro le realtà del mondo, come è la scuola, però persone che mosse dalla fede hanno una loro competenza e una loro partecipazione dentro la professione, dentro il lavoro. C'è da dire anche che sono tanti, perché gli insegnanti di religione, essendo dispersi nelle varie scuole, è evidente che sono un bel numero, per cui di persone che hanno fatto un loro percorso, che è anche un percorso di formazione, ma poi di lavoro, che sono attive, e la cosa bella, a mio parere, è riuscire a valorizzarle sempre di più, perché ci sono delle competenze che poi sono sul lavoro, ma poi è bello che diventino per la comunità tutta, dentro il territorio, a disposizione, per quegli intrecci che sono importanti. E un'ultima cosa, perché si tratta anche di un qualche cosa di un po' originale, cioè tante materie sono per acquisire dei contenuti, ma è vero, ci sono dei contenuti, ma anche che danno la possibilità di riflettere su qualche cosa che, ahimè, nel mondo questi spazi sono pochi, che è: ma perché viviamo? Che senso ha la vita? Dov'è la felicità? È quella che il mercato propone, oppure sono degli itinerari di interiorità, degli itinerari che ci mettono a confronto l'uno con l'altro, e allora la dimensione spirituale. Vorrei terminare dicendo: se gli indici della partecipazione religiosa sono, ahimè, dal mio punto di vista un po' al ribasso, ma la ricerca di spiritualità, di interiorità, le domande sulla vita anche nei giovani sono molto presenti. E allora avere forze fresche di uomini e donne che si mettono in gioco in questo, io la vedo come una grande speranza. È anche vero questo, adesso mi trattenga se parto per le mie consuete tangenti, è anche vero che molto spesso, soprattutto nelle superiori, l'ora di religione supplisce a quella materia strana che è educazione civica, che non si fa perché è inutile che andiamo e delle volte alcuni concetti, diciamo così, vengono trattati, perlomeno quando andavo io, era l'ora di religione quella che era anche un po' l'ora di educazione civica. Sì, la scuola sta cambiando molto e sempre in evoluzione, ci sono anche delle dinamiche positive, l'argomento è molto ampio. Mi rendo conto. C'è qualche penalizzazione, perché a volte le ore di religione sono messe all'inizio alla fine, o alla fine, soprattutto per le scuole secondarie superiori. Sì. Non c'è l'ora di alternativa, che in realtà dovrebbe essere proposta, e pertanto a volte c'è anche un pochino che uno preferisce stare a letto un pochino di più, andare a scuola dopo o uscire un'ora prima. Questa penalizzazione la stiamo un pochino incontrando, a mio parere dovrebbe esserci anche tutta una riflessione che la dimensione religiosa appartiene alla nostra umanità, e la mancanza di formazione, anche un pochino sulle altre religioni, è una mancanza di competenza per essere nel mondo capaci di dialogo, ma anche di un'identità che va custodita e alimentata. Don Alessandro, è intuibile, però faccio la domanda specifica: chi può frequentare la facoltà? Tutte le persone che hanno il coraggio, come Jasmine, e abbiamo visto come queste due ragazze, di sperimentarsi in un percorso anche nuovo, un percorso che ti dà la possibilità di scorgere la dimensione spirituale come una dimensione che va curata, che va fatta crescere. Concretamente tutti coloro che hanno un diploma di scuola superiore possono iscriversi. E non c'è neanche il limite di età, nel senso che se qualcuno lo vuole fare anche per un interesse precipuo, personale, lo può fare, e questo lascia lo spazio anche a due tipi di impiego successivamente, no? Ci sarà chi lo farà a pieno titolo il lavoro di insegnante di religione, e chi invece verrà chiamato solo per alcune supplenze, e questo sarà anche un canale molto prezioso in futuro. La scuola, gli studenti della scuola sono molto vari, no? E questo rende anche l'ambiente molto simpatico, molto piacevole, perché ci sono le persone che sono già in pensione e vogliono approfondire, ci sono i giovani che hanno voglia anche di impegnarsi seriamente per un futuro, e è una scuola un po' diversa, ma ricca, molto bella.
Allora, raccontami il primo giorno tu anche insegni, Sì. Il primo giorno com'è stato? Perché credo che sia veramente insomma, una cosa traumatizzante, potrebbe, da un lato potrebbe sembrare traumatizzante, ma in realtà no. Logicamente, essendo la mia prima esperienza, perché appunto facevo tutt'altro di mestiere, avevo un po' di paura. Però posso dire che l'accoglienza che ho ricevuto da parte dei ragazzi, perché la mia prima supplenza è stata in una scuola media, alla Roli. Dico chiedo anche scusa, non dovrei, ma delle volte perché le scuole medie, la media è il momento più complicato. Attualmente anche vero? La fascia più delicata. È la fascia più delicata, sì. Sì e no. Perché io spero che i ragazzi con cui ho avuto il piacere di passare quasi 3 settimane con loro mi stiano vedendo, in realtà sono stati fantastici. Avendo fatto un percorso di Azione Cattolica per ben 7-8 anni, diciamo che avevo già un buon approccio con i ragazzi. Logicamente passare da insegnante è un po' diverso. Però io ringrazio i ragazzi della Roli perché sono stati fantastici e quindi questa è anche la parte bella di questa occasione che ci permette questa regione di poter fare, di stare a contatto con i ragazzi ed è un'esperienza bellissima, invito a farlo e soprattutto vorrei anche specificare. È vero, i ragazzi delle medie sono in un passaggio molto critico, però io do molta fiducia in loro perché in quelle 3 settimane forse hanno più loro insegnato a me qualcosa. Hanno tanto. Nel caso tuo è un po' diverso perché con i più piccoli... Nel caso mio sì, con i piccoli devo dire che io ho, soprattutto i primi tempi, faccio una premessa, ho 2 bambini piccoli, sono mamma di 2 bimbi, però chiaramente avere a che fare con tanti bambini richiede un altro tipo di impegno e di responsabilità soprattutto, quindi all'inizio ho cercato di guardare le mie colleghe che sono sicuramente da loro ho imparato in questi mesi tantissimo e devo dire che all'inizio avevo timore di confrontarmi con tutti questi bambini, anche perché ho 5 scuole, io giro 5 scuole dell'infanzia e ho veramente tante classi, però loro sono riusciti sin dall'inizio a farmi sentire importante. L'approccio ovviamente con i bambini dell'infanzia è prettamente ludico, quindi faccio un esempio, ho parlato dei 12 apostoli, come ho cercato di rapportarmi a loro utilizzando l'arte e ho permesso loro di capire anche la storia dei 12 apostoli attraverso una tecnica che si chiama, faccio attenzione alla pronuncia, finger painting, dove i bambini non usano i pennelli ma le manine. Hanno disegnato su un foglio i 12 apostoli con ovviamente la tempera ed erano super entusiasti, quindi in qualche modo si cerca sempre io di solito permetto loro di guardare un video che racconta magari la storia del tema che tratto e poi do la possibilità di disegnarlo liberamente o comunque propongo delle schede. Cos'altro posso aggiungere? No, un'altra cosa importante di questo percorso che sto facendo, io lo sto facendo con mia sorella, lei è mia sorella, abbiamo scelto di intraprendere insieme questo percorso ed è per me fondamentale sia il fatto di farlo insieme a lei perché mi permette di potermi confrontare su tante cose e
E poi veramente io vi invito ad iscrivervi, di dare una nuova immagine anche alla religione cattolica, perché c'è molta mancanza di conoscenza. Si va per stereotipi. Sì, si va per stereotipi, si pensa che la religione cattolica sia catechismo, non è catechismo. È chiaro che ci sono determinate tematiche che vanno trattate, perché altrimenti non avrebbe neanche senso. Okay. Però la religione cattolica ci insegna tante cose, abbraccia tante tematiche, anche quella dell'educazione civica sicuramente, e quindi insomma cerchiamo di dare voce e spazio ai giovani. Ok, mi pare che avete preso 2 ottime testimoni, insomma. Siamo un po' oltre, quindi non resta altro che salutare Santo Don Alessandro. Quando ci si può... Ecco, è possibile dal lunedì al giovedì dare il proprio nome da metà giugno a metà settembre presso la segreteria che è al secondo piano del seminario di Via Besenghi, oppure prendere contatto attraverso le mail che sono disponibili sul sito della facoltà e dell'Istituto di Scienze Religiose. Grazie allora ai nostri ospiti, dobbiamo chiudere, ci vediamo la prossima settimana.